Maurizio Ferron, cari telespettatori, segretario CGIL del Veneto, è qui con noi per raccontarci una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare. Una riguarda la sanità, ne abbiamo anche già parlato, ma l'altra invece riguarda gli appalti. Di che cosa si tratta, segretario? Sì, riguarda gli appalti e riguarda in sostanza il modo in cui è organizzata l'attività produttiva e dei servizi nel nostro territorio, così come in tutta Italia. Noi vogliamo mettere mano a una deregolamentazione che è avvenuta a partire dai primi anni del 2000 in questo sistema degli appalti, che ha permesso via via di esternalizzare pezzi di attività, di servizio, di produzione e di scaricare sempre più in un sistema di appalti, subappalti, forniture finte cooperative e via seguendo i costi, quindi con peggioramento del salario, dei diritti, delle condizioni, della salute e della sicurezza, e con il rischio anche di infiltrazioni di attività malavitose. Certo. Ecco. Cosa si articolerebbe questa legge? Allora, fondamentalmente ci sono alcuni punti che vanno a caratterizzare la legge, ma possiamo riassumere in questa maniera. Il primo è stesso lavoro, stesso salario e stessi diritti. Cioè, se i lavoratori in appalto fanno lo stesso lavoro dell'attività della committente, devono avere lo stesso salario e gli stessi diritti. Secondo, una responsabilità maggiore della ditta committente sui temi di salute e sicurezza, ma anche in caso di inadempienze della ditta appaltatrice. Terzo, il divieto di subappalto a cascata per quelle attività che hanno più evidenti rischi per la salute e la sicurezza o rischi per infiltrazioni mafiose. Quindi più trasparenza sostanzialmente. Più trasparenza e informazioni ai delegati sindacali e alle organizzazioni sindacali da parte della ditta committente o dell'ente pubblico, naturalmente, rispetto agli appalti utilizzati. Voi vorreste anche un freno alle cosiddette false partite IVA? Anche le partite IVA che possono essere utilizzate come forma di appalto da parte della ditta committente devono avere un compenso che sia, se fanno lo stesso lavoro, equivalente a quello che è il compenso previsto per i lavoratori che lavorano in azienda. La finalità di questa regolamentazione qual è? La finalità di questa regolamentazione è riportare gli appalti al loro compito più specifico, che è quello di fornire professionalità specifiche e eventuali esigenze di flessibilità nell'attività che possono determinarsi, e non invece un sistema per appunto eludere i contratti, eludere i diritti e eludere le vincoli sulla salute. Maggiore tutela quindi per i lavoratori. Certo. Raccolta firme che si effettua? Si effettua sia online nel sito del Ministero, sia con i banchetti che faremo insomma poi nelle piazze e in tutte le zone. Maurizio Ferron, grazie di essere stato qui con noi, grazie naturalmente alla collaborazione NOSPI CGIL del Veneto. Ricordatevi tutte le sedi presenti sul territorio e naturalmente chiedete informazioni. Buon proseguimento.